Vincere per rilanciarsi in classifica anche nella corsa alla vetta, gara crocevia, quella che attende la Reggio Ravagnese nella 20ª giornata del campionato d'eccellenza. Dopo il KO contro la Rossanese, la squadra del nuovo mister Ianni è scivolata -6 della capolista Vigor Lamezia ed è stata agganciata dalla Paolana al secondo posto. Sul sintetico dell'Opresti i padroni di casa affrontano l'Ardore, terzultima in graduatoria. Dirige l'incontro il signor Pietro Sivilli di Chieti, coadiuvato agli assistenti Michele La Rosa di Vibo Valencia e Daniele Miloni di Taurianova. Grazie all'ausilio delle immagini a cura di Mirko Giacovello passiamo a raccontarvi il film di questa sfida. Esordio in panchina nella Reggio Ravagnese il mister Ianni, succeduto a mister Misiti, esonerato in settimana al 10° recupero palla di Crucitti che prova il mancino a giro, si spegne però sul fondo di un soffio. Al 18° vantaggio Amaranto, corner di Crucitti sul secondo palo per Scoppetta che di testa porta in vantaggio la Reggio Ravagnese, sbuca alle spalle di tutti, 1-0 all'Opresti. Al 21° cerca il bis la compagine padrona di casa con la punizione di Crucitti messa dentro per Foti che manda in bocca a Fraga. Al 24° ancora Crucitti a inventare dentro per Ielo che apre il destro, si spegne però sul fondo di un paio di metri. 3 minuti più tardi cross di Maisano sul secondo palo per De Marco che di testa manda in bocca a Fraga. Ancora una volta si succedono le occasioni da rete. 34° Verducci apre a sinistra per Crucitti, dentro di nuovo da De Marco, CTRL C CTRL V dell'azione precedente. Stesso risultato finale. Al 36° batte un colpo l'Ardore, Pinto in area di rigore va alla conclusione, facile preda da parte di Currà. Ultima emozione nella prima frazione di gioco con Baldè in azione personale che serve in area Crucitti, il diagonale ai Mancini fa percorrere un brivido lungo la schiena a Fraga. Termina così la prima frazione di gioco sul parziale di 1-0 decisi in qui la marcatura di Scoppetta. 9 minuti a rientro in campo, le due formazioni, tromba in profondità per Pinto che anticipa Currà in uscita, manda in rete per il pareggio dell'Ardore, misunderstanding difensivo che spalanca la strada all'1-1 dell'Ardore. Al 58° dentro De Leon per De Marco, 63° Poli per Urruti. 3 minuti più tardi Verduci in azione personale serve Crucitti da buona posizione, calcia alto con il mancino. Al 70° dal corner del solito Crucitti messo dentro per Yati, di testa manda sul fondo. Dentro anche battaglia proprio per Yati al minuto 76, ultima emozione all'83° cross di Baldè messo dentro, respinta da Fraga sulla quale si avventa Crucitti che centra clamorosamente il palo a porta vuota. Anche la sfortuna si mette contro la Reggio Ravagnese che pareggia in casa contro l'Ardore. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.